Buongiorno a tutte, sono Elisabetta, mi occupo di educazione e genitorialità consapevole, ma oggi sono qui per un tutorial come fare un laboratorio per la festa del papà. Metto adesso i materiali che ci servono prima di iniziare. Un cartoncino grande, uno un po' più piccolo e se hai a disposizione uno trasparente, dei tappi da vino, dei fogli di ritaglio che puoi trovare anche sotto le confezioni dei biscotti, un pennarello, dei brillantini, forbice, colla, carta crespa e carta velina. Iniziamo con il disegnare un calice che dopo ci farà dare calco su quelli che sono eventualmente anche altri lavoretti. Qui disegniamo con calma, in diagonale, quella che è la bottiglia del nostro vino, del nostro spumante. Una volta fatta la bottiglia, andiamo a ricalcare il bicchiere. Ora tagliamo il tappo in due. Con della colla andiamo ad applicarlo un pochino più sopra della bottiglia. Ecco, con questi invece andiamo a fare l'etichetta. Incolliamo e poi procediamo incollando tutti i pezzettini. Questo passaggio è molto divertente da far fare ai bambini. Questa è la base. Applichiamo un pochino di colla e leggermente applichiamo dei brillantini. Questo sarà l'effetto. Seguimi per i prossimi tutorial. Ciao!